Eccoci tornati in diretta qui su Radio.0, ritorniamo a parlare anche di Friuli Doc, inizia la settimana ufficiale, ormai siamo partiti con il conto alla rovescia, si inizierà giovedì 7 settembre per arrivare poi fino a domenica 10 settembre e si ritorna un po' alle origini anche con l'appuntamento insieme a Friuli Doc in osteria, questo importante appuntamento organizzato anche da Confesercenti Udine, il Comitato Friulano Difesa Osterie, che racconta un po' la storia di Friuli Doc, perché le osterie sono un po' il luogo dove tutto è nato, portano sul piatto i sapori del territorio, ciascuno magari con un'interpretazione caratteristica delle eccellenze friulane. Gli ingredienti tipici poi vanno mescolati anche convivialità e il piacere ovviamente di stare intorno alla tavola. Saranno 16 le osterie con un menù a tema per un itinerario gastronomico e non gastronomico veramente tutto da vivere, anche perché all'offerta dei grandi classici come ad esempio il frico, salame e polenta, ma anche piatti più insoliti ci sarà l'abbinamento con i vini del nostro territorio. Ma andiamo a scoprire di più su questo importante programma di questa 29esima edizione anche di Friuli Doc, direttamente in osteria insieme al presidente del Comitato Friulano Difesa Osteria Enzo Mancini e insieme a Roberto Simonetti per Confesercenti Udine. E sono molto orgoglioso di essere qui alla presentazione della quinta edizione di Friuli Doc in osteria, un tentativo di ritornare al Friuli Doc che era, quindi quando le osterie hanno promosso per prime 29 anni fa questa iniziativa, fondamentalmente un format che funziona, quello del taglio della tartina, che noi riproponiamo ancora nella 29esima edizione di Friuli Doc, con una collaborazione fra il Comitato Friulano di Difesa Osterie, Confesercenti e la Proloco Città di Udine. Speriamo che vi divertiate, speriamo che accorriate numerosi e che non perdiate l'occasione per vivere un Friuli Doc più lento, più conviviale in osteria. Allora, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano in questo momento, in special modo a chi ha l'osteria e fa l'oste, a tutti quanti gli avventori che frequentano, e per loro abbiamo preparato il Friuli Doc, nella 20esima edizione di Friuli Doc, abbiamo preparato nelle 16 osterie cittadine dei piatti meravigliosi. Avrete un'ospitalità graditissima perché i nostri osti sono veramente straordinari, pronti alla battuta e soprattutto pronti a ricevermi come i friulani sono capaci di fare. Grazie a tutti, ci vediamo in osteria. Mandi. Un importante programma, quindi tutto da scoprire, lo potete andare a fare direttamente sul sito di Friuli Doc, ma anche sul sito di Confesercenti Udine e trovare la brochure negli infopoint direttamente nei prossimi giorni a Udine, anche al nostro stand Radio.0 davanti al Contarena nel centro di Udine. Vi volevo nominare velocemente anche le 16 osterie dove l'Osteria alle Volte, Bar Cincin, Osteria da Artico, al Vecchio Stallo, al Canarino, Osteria al Pavone, Osteria da Lucia, alla Ghiacciaia, al Fagiano, Osteria Pieri Mortadella, la Ciacarade, Grappolo d'Oro e alla Nicchia. Tutti propongono piatti veramente favolosi legati alla tradizione ma anche all'innovazione. Andate a scoprire di più direttamente sulla brochure dedicata, anche per muovervi nel centro di Udine al meglio e scoprire ogni suo angolo. Noi naturalmente continueremo a parlare di Friuli Doc anche qui su Radio.0, quindi rimanete con noi e non perdetevi questa 29esima edizione.